Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' di questi riti di gruppo che stanno andando forte sui social, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Illegada, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove stiamo rilanciando il Illegada Marietto Veneziano, il gruppo di radionica, radioestesia, tarologia e ermetismo. In più abbiamo anche il sito capitano.altavista.org, i link sono sotto qui in descrizione dove potete scaricare 20 ebook di radionica, radiestesia e anche di chiriologia, lettura della mano, sono tutti gratuiti. Più o meno sono stati scaricati 150.000 ebook, sempre gratuiti, targati tutti Marietto Veneziano. Abbiamo anche una sezione shop, dove il Legare Marietto Veneziano propongono dei percorsi e dei prodotti a pagamento. Bene, iniziamo un po' a parlare di queste situazioni che vengono e si trovano nei vari social, soprattutto io ho visti su Face, dove a un certo punto si sveglia l'esoterista di turno e comincia a fare questi riti propiziatori di gruppo. Allora voi dovete capire una cosa, che ogni persona ha un suo karma, ogni persona nasce con sotto influenze planetarie importanti e meno. Quindi, ad esempio, ci sono persone che nascono sotto influssi importanti di Venere, altri di Giove, altri del Sole e via dicendo. Ma però ci sono anche delle negatività, non dei blocchi, ma dei buchi energetici planetari, che magari uno nasce con un blocco di Saturno, un altro nasce con un blocco, ad esempio, con un buco energetico o una piccola defiance di Venere, no? E quindi chiaramente il suo karma lo porterà tra virgolette, mettere a posto o cucire con dei sigilli planetari oppure tramite il suo karma o tramite il suo lavoro spirituale e via dicendo. Allora capite che tutte queste persone che si uniscono dentro solamente in un solo rito operativo, magari mettono nome e cognome, poi magari di altre persone che non sono neanche d'accordo e hanno magari nel subconscio delle protezioni, oppure sono nati in giorni in cui, ad esempio di Venere, in cui si ha una forte protezione. Allora capite che quando si fanno questi riti di gruppo gratis, perché praticamente io ho visto che questi dicevano datemi nome e cognome vostro, o il nome, la data vostra, del vostro compagno, che il tal giorno, la data precisa, io li metterò dentro, poi bim bum bam, no? Magari scrivono 40, 50, 100 persone e oltre il danno, oltre a beffa anche il danno, anche perché chiaramente negli anni chi ha fatto questo gesto da mancante di conoscenza si sarà legato in un certo senso anche ad altre energie che non è solamente o del compagno o dell'affare che voleva raggiungere. Quindi chiaramente queste cose, se prima c'era magari una speranza di ravvicinare la persona, un po' oltre quella persona, no? Si è mischiati con altre energie che magari non sono sicuramente tutte positive, perché ci sono degli influssi planetari chiaramente che, come abbiamo detto, possono essere nefasti. Magari per una persona va bene, ma magari per un'altra persona va male. Quindi i riti si fanno sempre da soli. Non si può fare dei riti in gruppi, o se no si fanno ma si alimenta l'egregora. Non è che lo si fanno per chi vuole spendere poco, si va solamente per alimentare l'egregora e quindi voi oltre al danno anche la beffa. Bene cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao.